Benvenuti, oggi è lunedì 2 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7.23 e tramonta alle 17.26. La luna si leva alle 14.50 e cala alle 7.57. Oggi si celebra la festa della presentazione di Gesù al Tempio. La festa è conosciuta popolarmente con il nome di Candelora e viene celebrata esattamente 40 giorni dopo il Natale. Oggi, 2 febbraio, ricorre la Giornata Mondiale della Vita Consacrata, istituita da Papa Giovanni Paolo II nel 1997. Questa celebrazione onora e riconosce il servizio di coloro che scelgono liberamente una vita di dedizione religiosa attraverso i voti di povertà, castità, obbedienza. L'elemento distintivo di questa vocazione è la vita fraterna in comunità, considerata non solo un mezzo, ma l'autentica risposta al richiamo della vocazione stessa. Sono 49 le candeline per la cantante colombiana Shakira, star del pop latino che ha venduto oltre 70 milioni di album nel mondo. Shakira ha iniziato la sua carriera da bambina partecipando a vari concorsi canori. Ha vinto 3 Grammy Awards, 12 Latin Grammy Awards e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Shakira è stata fidanzata dal 2011 al 2022 con il calciatore Piqué, da cui ha avuto 2 figli. Festeggia 68 anni Paolo Del Debbio, saggista, giornalista, insegnante ed autore televisivo. Ha condotto programmi di informazione ed approfondimento come Quinta Colonna e dal 2019 conduce Diritto e Rovescio, il programma di attualità e politica che affronta temi caldi della cronaca, e dal settembre 2024 conduce il programma 4 di sera. Compie 44 anni l'ex nuotatore Filippo Magnini, 2 volte campione mondiale nei 100 metri. Ha iniziato a nuotare a 5 anni e ha debuttato in nazionale a 18. Ha partecipato a 4 edizioni dei Giochi Olimpici e ha vinto 4 medaglie d'oro ai campionati mondiali. Magnini ha anche partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Ballando con le stelle e L'Isola dei famosi. È stato fidanzato dal 2011 al 2017 con la nuotatrice Federica Pellegrini, con cui ha formato una delle coppie più amate dello sport italiano. Nel 2021 si è sposato con la showgirl Giorgia Palmas, da cui ha avuto una figlia, Mia. È il 2 febbraio del 2007. Allo stadio Massimino di Catania si gioca il derby tra i rossazzurri ed il Palermo. A prestare la propria attività di servizio d'ordine c'è anche l'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, che da poco ha compiuto 40 anni. Per lui un tragico destino. In seguito agli incidenti nati all'esterno dello stadio, una vera e propria guerriglia scatenata da 250 ultras locali viene colpito violentemente da un corpo contundente e ucciso. In informatica un programma è costituito da un codice sorgente, cioè un insieme di parole e simboli che fornisce istruzioni. Questo codice deve essere tradotto per poter essere eseguito dal computer. L'evoluzione tecnologica è notevole. L'Apollo Guidance Computer, usato nelle missioni lunari Apollo, aveva una capacità di programmazione inferiore a quella disponibile oggi in un comune telefono cellulare. Buon inizio settimana ai 12. La Luna in Leone oggi inaugura la settimana un po' arrabbiata proprio perché si oppone a tutti i pianeti in Acquario. Cosa succede nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete, la vostra posizione è sicuramente vantaggiosa proprio perché fa da punto di talete, ovvero una distanza ideale tra i poli di questa opposizione, per cui potete essere assolutamente regolatori, aghi della bilancia, ma non solo, riuscire a trarre il meglio da una situazione di conflitto che vi vede degli abilissimi strateghi. Toro, per voi sono fastidiosissime queste opposizioni proprio perché sia dall'uno che dall'altro lato, ovvero Acquario e Leone, avete una distanza un po' compromettente. Ciò non di meno verranno fuori una serie di problemi legati alla famiglia, agli ambienti e alle relazioni collaterali all'esterno che vi aiuteranno a riflettere e a capire bene cosa volete fare. Gemelli, la vostra posizione zodiacale risulta vantaggiosa sia dalla Luna in Leone che dai pianeti in Acquario. Il caos che si crea intorno ad alcune confusioni di rimpasto e di rimaneggiamento vi rimettono in gioco in una maniera molto piacevole, per cui oggi troverete che i cambiamenti di cui sentirete parlare sono abbastanza vantaggiosi. Ottimo in amore.
Cancro, per voi la Luna oggi, il vostro timone è decisamente indaffarata ad avere a che fare con l'opposizione che riguarda ben 5 pianeti. Molto probabilmente non vi sentite di affrontare al massimo nell'agio una serie di prove che vi vedono protagonisti. Cercate quindi di considerare che nonostante le difficoltà dovrete prendere delle decisioni importanti anche in amore. Leone, siete uno dei protagonisti di questa giornata. La Luna nei vostri gradi si oppone a tutti i pianeti in Acquario, il che oggi vi può rendere vulnerabili, il che oggi può farvi sentire un po' sotto scopa. Proverete a esternare le ragioni che vi fanno sentire uno contro tutti, anche in amore. Ebbene, col partner chiarire alcune dinamiche. Vergine, per voi oggi è una giornata importante proprio perché Saturno e Nettuno stanno finalmente migrando in Ariete. Nettuno è già arrivato, Saturno tra poco, il che significa che vi sentirete più leggeri, meno in confusione, meno trasportati dalle onde e con molte più sicurezze per il futuro. In amore la situazione è dolcemente stabile. Bilancia, per voi oggi è una giornata in cui, nonostante 5 trigoni dall'Acquario, un sestile dalla Luna, avrete sicuramente qualche gatta importante da pelare, ma finalmente arrivano delle risposte concrete, belle, positive. L'amore è con voi e sentimenti pure, sentite un forte sostegno dalla famiglia e vi impegnerete per proteggere i diritti di qualcuno. Scorpione, la giornata oggi dalle fastidiose quadrature sia dalla Luna in Leone che dai pianeti in Acquario. Non è proprio un lunedì che inizia al meglio. Voi Scorpione probabilmente avreste bisogno di un'altra domenica, ma oggi è lunedì e dovrete affrontare una serie di magagne in condizioni ambientali, ovvero tutto quello che riguarda l'ufficio, la famiglia, i luoghi in cui lavorate o risiedete. Sagittario, distanza ideale per voi, la Luna è di trigono, i pianeti in Acquario vi fanno gioco, per cui anche voi non dovrete fare altro che attendere una serie di condizioni perché si possa verificare un exploit importante da parte vostra. In amore siete più comunicativi, qualche incomprensione nei punti di vista col partner. Capricorno, queste tensioni zodiacali non sempre vi piacciono, ma sicuramente oggi rappresentano un modo di switchare su un qualcosa, su una variante di progetto o idea che ha a che fare con la vostra situazione finanziaria, economica o anche domestica. Probabilmente rifletterete sull'acquisto, sul trasferimento logistico di voi e della vostra famiglia. Acquario, una giornata oggi molto importante. La Luna si oppone ai pianeti che avete nel vostro cielo, non che questo particolarmente vi destabilizzi, ma sicuramente potreste rimanere delusi dalle prese di posizione di qualcuno a cui tenete, quindi siate pazienti, parlatene con il partner. Pesci, la vostra giornata è una giornata particolarmente florida di intuizioni, ma anche di punti di vista, ma anche di maturazioni. Nettuno, il vostro pianeta, si è spostato in Ariete e adesso vedete le cose da una piattaforma decisamente più elevata. Potete farvi un'idea di tutto e quando anche Saturno sarà migrato in Ariete sarete ben felici di proporre le vostre idee. Caposaldo della letteratura del Novecento e opera cruciale nella nascita del romanzo moderno, l'Ulisse di James Joyce viene pubblicato il 2 febbraio del 1922 a Parigi dalla libreria Shakespeare and Company, luogo di incontro di scrittori e artisti del calibro di Ernest Hemingway e Francis Scott Fitzgerald. L'espressione attaccare bottone si riferisce all'atto di annoiare con chiacchiere o di avvicinare qualcuno per iniziare una conversazione. L'origine si trova a Venezia, dove le dame, durante il corteggiamento lungo il listone, utilizzavano uno scialle con frange per agganciarle letteralmente ai bottoni della giacca dei cavalieri che le interessavano. Questo gesto creava il contatto iniziale, dando poi il via alla conversazione. Il matto di oggi è James Joyce, autore di soli 4 romanzi. È una figura chiave nella letteratura, celebre per aver rivoluzionato la narrativa, come testimonia il dibattito ancora aperto sulla trama di Finnegan's Wake. La sua vita fu segnata da un profondo disagio psichico, depressione, fobie e alcolismo.
Centrale fu la sua relazione simbolica con la figlia Lucia, anche lei con problemi mentali. A tal proposito Joyce espresse la speranza che la sua stessa morte potesse portare alla guarigione della figlia. Ci salutiamo con la frase del giorno. Un uomo di genio non commette sbagli, i suoi errori sono volontari e sono i portali della scoperta. E con questo anche per oggi ci salutiamo, ma mi raccomando, non perdete l'appuntamento di domani per iniziare al meglio un'altra settimana con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Jaire.